Cercheremo. Anzitutto ringrazio per l'invito e per l'opportunità di partecipare, credo per la prima volta, alla celebrazione della giornata mondiale del servizio sociale da parte del Forum del Terzo Settore. La prima questione, tra l'altro viene bene il mio intervento dopo quello che diceva Augusto, la prima questione che mi sembra di dover sottolineare è l'esigenza, come dire, di avere momenti come questo, che siano appunto isolati in una sola giornata, in un solo momento dell'anno, di un dibattito così rilevante come quello che ha assunto quello che ho potuto ascoltare sin qui della dimensione del servizio sociale, dell'assistente sociale e soprattutto del sistema di welfare e di sviluppo che noi abbiamo nel nostro Paese e complessivamente nel mondo occidentale. Sono tra quelli che pensa che le giornate servono sempre, proprio per aprire dei processi e non certo, come dire, semplicemente per celebrare il momento, e sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna cercare di costruire reti e opportunità e luoghi per incentivare questo dibattito, al centro del quale evidentemente una professione come quella dell'assistente sociale è fondamentale. Ho ascoltato anche alcuni interventi dei quali credo che il terzo settore non possa che non condividere interamente l'approccio alla filosofia. Ho sentito impennati su parole come diritti umani, su concetti come quelli dei diritti umani, che per i cittadini attivi, per i cittadini impegnati in organizzazioni di volontariato, di promozione sociale o di cooperazione sociale o internazionale, è un baluardo centrale, dell'impegno, che è un impegno storico e che oggi stiamo cercando di rilanciare. Stiamo cercando di rilanciare proprio in un'ottica molto precisa, che è quella della lotta alle diseguaglianze, perché probabilmente quello che caratterizza maggiormente le società occidentali in questa fase, ancor più il nostro Paese, è esattamente il divario gigantesco che c'è tra pochi che detengono grandissima parte delle risorse, delle ricchezze e quindi delle opportunità e grandissima parte della popolazione che invece è sempre più in difficoltà, aumenta la povertà, aumenta il rischio di povertà e ovviamente tutte le marginalità sociali non fanno altro che essere ancora più ai margini o perlomeno in posizioni periferiche rispetto a tutto questo meccanismo. L'altro elemento sul quale non posso che non ritrovare i fulcri sui quali il sottoscritto ha avuto un mandato da parte dell'Assemblea del terzo settore, del Forum del terzo settore poco più di un anno fa, è quello della dicotomia tra liberismo e lavoro. Ora, noi leggiamo in questa dicotomia fondamentalmente un dibattito politico che non ha sviluppato grandi opportunità, grandi riforme della nostra società e quindi ci ritroviamo a differenza di altri paesi europei in condizioni di estrema difficoltà sociale, economica, culturale, proprio perché questi 20 anni basati su uno scontro politico molto rilevante con la cultura liberista dominante. È chiaro che l'idea fondante della fraternità, della prossimità tra gli individui e della non competizione, come è stato ricordato, dell'idea che comunque la coesione sia centrale nello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità in cui viviamo, è stato pressoché assente. Qualcuno ha cercato di tenere questa bandiera alta, ma in realtà c'è stato ben poco da poter fare. Ora in realtà proprio le politiche del nuovo governo ci riportano ad alcuni elementi di questa natura. Penso per esempio alla grande politica di restituzione di una parte del cuneo fiscale, quindi di riduzione della tassazione IRPEF per alcuni redditi medio-bassi, anzi direi soprattutto bassi, ci riportano esattamente dentro questa dimensione. Per fortuna, ci si è resi conto che esiste un tema di questa natura.
Però all'interno di questo tema ce n'è uno ulteriore. Ci sono, come dire, condizioni, persone diverse all'interno di quella platea che andrà colpita. Ci sono persone single, nuclei familiari evidentemente, che hanno sostanzialmente un'opportunità di una certa natura, e ci sono invece famiglie con carichi pesanti, complicati, la non autosufficienza, i figli, magari dei minori a rischio o magari delle persone con disabilità, che se non aiutati sostenuti in un percorso di eliminazione del divario, è evidente che di quegli 80 euro in busta paga potranno goderne effetti assai relativi. Ancor più se non abbiamo, come dire, poderosi investimenti del welfare, ma come purtroppo abbiamo sentito in queste ore anche in interviste autorevoli, rischiamo anche di perdere pezzi come quella delle politiche sull'indennità civile piuttosto che sulla reversibilità. In buona sostanza la riduzione di questo divario lo si ha con politiche di welfare, e le politiche di welfare, se noi andiamo ai dati dello Stato molto recenti, ci dicono due cose. Per esempio, citando anche quanto diceva Augusto poc'anzi, sulla non autosufficienza noi siamo al 25esimo posto in Europa su 27, 25esimo su 27, quindi compresi i paesi dell'accesso. Siamo così bravi di aver tagliato quei pochi servizi che avevamo, e dall'altra parte sulla povertà addirittura al 27esimo su 27. Politiche di contrasto alla povertà, questa è la situazione in cui ci troviamo. Eppure questo nesso causale tra la coesione, la crescita, lo sviluppo e il welfare è dentro anche quello che si chiama oggi il secondo welfare, cioè quello che stanno facendo le imprese. Imprese private valutano che la fiducia dei lavoratori, dei loro lavoratori, è un elemento centrale per lo sviluppo della produttività e quindi al successo di quell'azienda. E quindi cosa fanno? Mettono in campo loro politiche sociali sostitutive, assistenza agli anziani, ai figli, disabili, c'è di tutto. Allora, le imprese scoprono, come dire, questa necessità, inevitabilmente non potranno garantire servizi a tutti, ma solo ai propri dipendenti, e invece lo Stato arretra e non comprende quanto sia centrale la dimensione del welfare, non solo per ridurre le diseguaglianze, quindi in termini di equità e giustizia sociale, ma anche e soprattutto per restituire fiducia e potere d'acquisto ai cittadini. Quindi elemento economico. Ho finito. Due questioni molto rapide. In tutto questo è evidente che in assenza di servizi di prestazione di un sistema nazionale di servizi, il servizio professionale sociale rischia di essere, come dire, un imbuto senza risposte. E questo probabilmente è il vero elemento più profondo di alleanza che ci può essere tra il terzo settore italiano e l'ordine degli assistenti sociali. Aggiungo un'ultima questione, non ho più tempo di parlare dell'outsourcing e sussidiarietà, insomma è un tema abbastanza rilevante, ma credo che dobbiamo anche, se vogliamo innovare il sistema, proprio sulla funzione e ruolo degli assistenti sociali, riuscire a fare in modo che siano determinanti, scusatemi la parolaccia, di spesa rispetto per esempio alle medicine legali di questo Paese. In larga misura oggi chi determina la spesa pubblica sulle prestazioni sociali non sono gli operatori sociali, si guardiamo proprio alla non autosufficienza, ma sono i medici in medicina legale, cosa che accade solo praticamente nel nostro Paese. Credo che questo concetto debba trovare uno spazio di dibattito e magari un'opportunità di svilupparsi anche nel disegno di legge che è all'esame delle Camere in questo momento. Grazie.